In caso spostalo più in là possibile, così ci stiamo tutti e due. Dopo giro io. Ok, così. Buono. Te lo sposto più in qua. Sposta pure gli zaini lì. Cioè no, sposta più in qua. Ok. 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 Adesso mi condivido la diretta. Ah sì. Stiamo facendo prove audio? Sì. Ok. Prova. Mi metterò qua. Riparte in contropiede. Forse se si riesce giusto a spostare un pochino verso di me, così. Così tu hai lo spazio per starci. Aspetta che sentiamo se si sente.
bello C5 questo. Però poi Montello Futsal. Però sì, dovrei mettere una soluzione. Anche se stai seduto ti senti lo stesso, invece di stare. Ma preferisco comunque stare in mano. Mi aiuta a rimanere concentrato. Sei? Carico. Benvenuti a tutti alla partita tra Atletico Conegliano e Futsal Montello, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C1 Veneta, girone unico. Siamo in diretta dal Palastadio di Conegliano, qui con voi Andrea Madero E Alessio Morettin. Partita scoppiettante tra le due compagini che sono sicuramente le più pronte in questo campionato, il Futsal Montello, il Leandrigno, Eppe Nicolati contro Atletico Conegliano, guidato da un grande giocatore che ha invece sulle spalle Ziberi. Atletico Conegliano che si presenta con il numero 22 Sponga, 30 Zanatta, 8 Favaro, 10 Ziberi, 6 Martin, 14 Gheno, 5 dei piccoli, 11 Carbucci, 19 Vezzi, 21 Pavlica e 17 Imamovic. Atletico Conegliano con in porta numero 1 Borin, 2 F, 7 Nicolati, 10 Leandrigno, 12 Fornasier, 15 Bertoni, 19 Coppe, 20 Bonazzo, 21 Mion, 22 Robazza, 23 Panzera e 24 Fantin. In panchina per l'Atletico Conegliano mister Brusaferri, mentre per il Futsal Montello Dionisi. Dirigono la gara dalla sezione di Treviso Stocco e Di Filippo e dalla sezione di Conegliano Rochia. Che partita si aspetta, Ale? Il miglior attacco con 25 gol e la miglior difesa con 9 gol subiti per il Montello contro il secondo miglior attacco contro la seconda migliore difesa. 8 gol per Ziberi, 8 gol per Leandrigno. Cosa aspettarci? Una partita scoppiettante. Diciamo che sarà una partita a scontro diretto tra Ziberi e Leandrigno questa. Tanto il Montello che parte con in porta il numero 1 Boin, il numero 19 Coppe, il capitano, poi Bertoni con il numero 15, il numero 10 Landrigno e infine il numero 23 Panziera. L'Atletico Conegliano inizia con Imamovic con il numero 17, 14 Gheno, 10 Ziberi e 8 Favaro. Tutto pronto qui al Palastadio per la partita di questo girone di inizio di campionato, la partita più scoppiettante. La partita delle partite. Imamovic sul pallone, pronto il direttore di gara. Prendete i popcorn, inizia lo spettacolo. Con il primo giro palla per il Conegliano. Gheno, Favaro, ancora Gheno, Imamovic voleva imbucare per Favaro, pallone troppo lungo, adesso può ricominciare il Futsal Montello con Bertoni che dà la palla al fenomeno della gara, Landrigno, numero 10, italo-brasiliano, una carriera di futsal alle sue spalle. Adesso Bertoni sbaglia l'appoggio, Ziberi, tocca per Gheno, interviene Coppe, per fa spedire i palloni in rimessa laterale. Subito grande pressing del Conegliano che vuole coprire tutte le fonti di gioco a partire da Epp e Leandrigno. Leandrigno è già uscito, Andrea. Bertoni alla rimessa laterale, palla per Coppe, Bertoni, Epp, prova l'imbucata per Bertoni, su di lui Ziberi, adesso Coppe il capitano, Coppe, il movimento, segue Gheno,
Favaro interviene su Panzera, adesso la rimessa laterale per il Conegliano. Adesso rimessa laterale per Gheno. Favaro conduce il pallone, Montello aspetta basso. Gheno scambia con Ziberi. L'imbucata per Gheno che prova a sdosciare. Forse tocco di mano di Gheno, ma il direttore di gara non fischia perché è rimessa laterale per il Montello. Tante rimbucate che prova il Conegliano questo inizio di partita, soprattutto per Gheno e Favaro. Ecco. Coppe per Bertoni. Ancora Epp. Scambiano Epp e Bertoni. Coppe. Bertoni. Ancora Epp. Lunghissimo giro palla per uscire dal pressing per Puzzamentello. Adesso lancio lungo. Pallone impossibile che finisce nelle mani di Sponga. Ziberi. Subito il pressing di Coppe su di lui. Favaro. Mamovic. Vale il passaggio, adesso riparte Epp per Panzera che vuole provare il destro di punta, interviene Favaro e sarà calcio d'angolo per il Puzzamentello. Capitano Sponga in assenza di Finato chiedeva la rimessa dal fondo. Adesso va Bertoni alla battuta del calcio d'angolo. Palla recuperata e subito verticalizzazione per il Montello che ha provato a trovare la difesa del Conegliani preparata. Contropiede per il Conegliano con Favaro. Gheno sale, pressing il Montello, Imamovic, bravissimo a gestire il pallone, prova l'imbucata per Gheno, pallone un po' troppo lungo, apprezzamento comunque del numero 14, perché l'idea era buonissima, quella di Imamovic. Mister Brusaferri l'ha studiata così, togliere Imamovic dal centro dell'area e cercare gli inserimenti di Gheno e Favaro soprattutto. Ancora oscurato in questa prima fase di gioco Ziberi. Sbaglio lanciato, quello di Coppe per Epp. Adesso è di nuovo rimessa laterale, con lo stesso modello di gioco che abbiamo citato poco fa. Imamovic sta poco centrale, cerca di liberare spazio all'interno per le bucate. Come adesso, Imamovic, Ziberi. Imamovic sbaglia il passaggio, adesso Coppe. Troppo lungo il passaggio per Epp ed è ancora rimessa laterale per Gheno. Tanti errori in questa prima fase di gara, forse un po' la paura di sbagliare. Intanto ancora Favaro che viene respinto da Panzera. Adesso Ziberi, Favaro ha un po' di spazio, vuole liberare il destro, interviene Coppe. Ed è rimessa laterale per il Puzzamentello, dubbia qua l'interpretazione del direttore di gara. Coppe, Epp, bagna sul pressing di Imamovic, adesso c'è una buona rimessa laterale per il Conegliano in zona offensiva. Contropiede con Panzera, ma interviene subito Gheno che ristabilisce le gerarchie. Imamovic lotta, spalla alla porta, ma interviene Coppe che riceve il pallone. Imamovic sale pressing, Coppe. Attenzione a Epp, interviene da dietro Gheno, il direttore di gara non vede nulla. Adesso è rimessa dal fondo per Sponga. Favaro. Ci ha provato Epp con la sua esperienza a racimolare un calcio di punizione, ma non era dello stesso avviso il direttore di gara. Ziberi. Favaro ha un po' di spazio. Trova l'imbucata per Gheno! È intervenuto miracolosamente pallone visionario, quello di Favaro che ha trovato Gheno a spalla alla porta, non riesce a ribadire in rete. E ancora una volta Imamovic fuori dall'area e Gheno a riempirla. Adesso Ziberi prova il mancino, Favaro, palla alla porta Ziberi! 1-0 del Conegliano. Al secondo tentativo, dopo la grande parata del portiere, è riuscito a metterla all'angolino. Nono gol per Ziberi che stacca per il momento Leandrigno nella classifica dei marcatori. Era infatti pronto ad entrare tra poco Leandrigno, il top player del Montello. Intanto è dentro anche Nicolati, si trova l'imbucata per Panzera. Nicolati
Epp, Bertoni si fa sentire il pubblico del Conegliano, enfatizzato dal gol del suo top player Ziberi, però qua sbaglia, sarà rimessa laterale per il Montello con Nicolati. Ziberi dopo il gol si fa anche sentire in difesa richiamando i suoi, soprattutto Gheno. Panzera, Nicolati, Bertoni, ancora Nicolati, Epp, vuole liberare il destro Epp, ma il primo Favaro sale e per un attimo sta per recuperare il pallone, numero 8 Favaro, adesso Nicolati a spazio, può andare sul destro e provarlo, pallone fuori di qualche metro alle spalle di Sponga, adesso rimessa dal fondo quando mancano 15 minuti e 14 secondi alla fine del primo tempo. Montello che si affida tanto a queste prove personali per cercare di portare avanti e cercare il pareggio. Intanto sta per entrare Andrigno. Gheno, adesso Sponga, rimessa dal fondo, Ziberi, prova l'imbucata per Imamovic, interviene da dietro il numero 17 che commette fallo su Epp, intanto entra il numero 10 del Montello, Landrigno. Bravissimo Epp in questo caso a anticipare Imamovic a prendere anche il fallo. Nicolati batte veloce il Montello, Nicolati, ma interviene ancora Favaro, ma Nicolati di sola da dietro, adesso Leandrigno prova il cross sul secondo per il numero 20 Bonazza, pallone di molto fuori, deve ancora prendere i giri, il numero 10 del Montello, uno spettacolo vederlo in campo. È entrato da pochi secondi e già ha cercato di inventare con uno scavetto perfetto per il compagno. Martin appena entrato in campo, Favaro, Ziberi, Imamovic, interviene da dietro Epp, sarà rimessa laterale per la squadra del Montello. Montello che viene da 2 promozioni di fila, prima dalla Serie D, poi dalla Serie T2 con il campionato vinto l'anno scorso. Adesso proverà a fare la tripletta. Bonazza, prova il mancino, pallone finisce fuori. Sponga, Ziberi, sale il pressing di Bonazzo. Pressing asfissiante del Montello in questo primo tempo. Imamovic può provare il destro, non c'è il colpo di Boin, benissimo qua l'imbucata per Imamovic che con il corpo ha difeso il pallone, si è creato lo spazio per il tiro. Squadra di mister Brusaferri che chiama fuori il pressing per poi compiere ripartenza come è successo adesso con Imamovic. Adesso Leandrigno va sul mancino, Leandrigno prova a destro, para Sponga, adesso Imamovic vuole il contropiede, prova a destro, ancora Boin, è una partita bellissima quella che stiamo vedendo al Palazzo di Conegliano. Abbiamo visto Leandrigno che ha dato scuola di tutte le sue abilità, un tocco aveva saltato Favaro e intanto problemi per Sponga che aveva parato proprio con la bocca dello stomaco. Leandrigno può dare scuola di futsal a tutti i giocatori in campo, possiamo dirlo senza fare favoritismi, è un giocatore veramente straordinario, un'opportunità a vederlo in campo in questa categoria. Esercizio intanto per Sponga che l'ha parata ma ha avuto la peggio. Il portiere è sempre pronto mentalmente a queste altre per salvare il risultato. Adesso c'è un calcio d'angolo con Ziberi alla battuta. Ziberi, Imamovic prova a destro, Martin vuole girarla con Cappelletto che prova il mancino, Nicolati difende con il corpo, adesso Cappelletto, Imamovic, dappertutto in questo inizio di partita Imamovic, Boin, Epp, vogliono liberare sulla corsia Leandrigno che tocca il pallone con una dimistichezza che fa paura, ma Cappelletto grinta di solidità, non lo fa passare. Comunque abbiamo capito qual è il piano di gioco del Montello, liberare Leandrigno sulla sinistra e fargli fare quello che vuole. Un giocatore così non lo devi neanche allenare, fa tutto da solo. Adesso Bonazzo, appunto per Leandrigno che prova la punta, la liscia di pochissimo. Ed è stato un intervento
momento di Dio questo, che Landrino non ha colpito il pallone, perché a tu per tutto sponda è difficile che l'Italo brasiliano possa sbagliare. Se la prende con se stesso, possiamo vedere. Forse ha capito anche lui di aver perso una buona occasione. Nicolati interviene Ziberi da dietro su Landrigno, battuta da rimessa laterale, la tocca per Nicolati e Martin la mette fuori. Non si era reso conto di avere tutto lo spazio del mondo in questa occasione Martin. E intanto sembra avere qualche problema Leandrigno dietro il ginocchio, non si sa cosa, se fosse un problema. Attenzione a Coppe che prova al destro dalla lunga distanza, ancora chiamato in causa Sponga che non si fa mai rinviare a giudizio. Ancora Nicolati prova al destro, pallone che finisce fuori di molto, era una occasione che si era creata benissimo qua al Montello, aveva liberato il destro di Nicolati, quasi un rigore in movimento. Coppe gestisce il pallone, il Montello aspetta, non sale in pressing. Nicolati, Landrigno laterale, E forse Cappelletto ha capito che Leandrigno ha qualche problema e cerca di prenderlo subito appena tocca il pallone. Geno si gira, la tocca per Martin che inciampa, poi interviene Ziberi, Martin qua inciampato quando doveva provare il destro, peccato una bellissima occasione qua per il Conegliano quando mancano 12 minuti alla fine del primo tempo. Bravo Gheno a liberarsi del portiere, offrire ancora tempo. Adesso Geno, Martin vuole il destro deviato da Coppe, adesso Boin, Landrigno viene a prendersi palla basso, la tocca all'esterno, Nicolati, Coppe, Nicolati, e ancora Leandrigno, la tocca di nuovo d'esterno, lo blocca con il fisico Geno. Pubblico del Montello che si scalda in questa occasione, chiedevano il fallo. Adesso Sponga chiama la calma, prende tempo. Sponga, lancio lungo per Ziberi che vuole liberare il destro. Ziberi! E chi sono lui, chi sono Ziberi, chi sono la storia di questa squadra? Stop, si libera, si gira, tira e segna. E dopo va sotto i suoi tifosi a dire perché sempre io? Fa tutto lui, il numero 10, sta letteralmente prendendo sulle spalle il Conegliano in questa partita. Ed è 2-0. Adesso tocca al Montello a reagire. Con Nicolati che però sbaglia il passaggio, sembra un po' in panne. In questo momento il Montello non riesce a reagire. È uscito Landrigno. Da Cappelletto. Riesce a controllare un pallone difficile, adesso Ziberi si chiude in un fazzoletto. Ma interviene dei piccoli. Adesso Ziberi. Geno. Vuole mettere la pallone. Adesso Boin. Lancio lungo per Bertoni. Panzera. Ziberi. A tu per tu con Coppe. Ziberi. Dove andrà? Mancino. Ziberi. La cosa si sta inventando. Il numero 10 del Conegliano. Fino adesso la sfida tra i due numeri 10 la sta vincendo a mani basse Ziberi, ancora davanti a Boin. Ziberi non riesce a intervenire, gli chiude la strada Boin, ma Ziberi è in forma, non che sia una novità, ma i due gol siglati sono uno più bello dell'altro. Bertoni. Attenzione a Conegliano che interviene. Si era creato un'occasione numero 20, Bonazzo era passato a tu per tu con Ziberi che non ce la faceva più, ha giocato tutti i primi 10 minuti di questo primo tempo e adesso è uscito. Grande azione personale del numero 20 che ha saltato Ziberi in un fazzoletto, dopo ha provato il tiro con il mancino, ma la palla è uscita. Favaro interviene il numero 19 Coppe, adesso c'è
c'è una rimessa laterale per il 2005 dei piccoli che ha sbloccato l'ultima gara casalinga qui alla stadio. Cappelletto messo in difficoltà da Bonazzo classe 2002, in passato nello Sporting Altamarca. Coppe, Bonazzo, Coppe, Coppe vuole liberare destro, ma interviene dei piccoli di fisico, grinta. Adesso Bertoni, Bonazzo vuole superare Favaro, va sul destro, interviene Cappelletto al centro, era pronto sulla ribattuta Panzera, adesso è assedio dal Montello. Questa è una grande fisicità per gli uomini di Brusaferri che subito sul primo controllo cercano di fermare i giocatori del Montello Futsal, e intanto cartellino giallo per Cappelletto. Cartellino giallo per Cappelletto, se n'era andato qua in questa occasione. Batteria. Bertoni alla battuta della rimessa laterale, sente il suo nome, si gira, non l'ha chiamato un tifoso, non l'ha chiamato il telefonista. A disturbare il partire c'è Panzera, classe 2005, prodotto del settore giovanile del Montello. Vediamo cosa si inventa. Si leva Bertoni e parte Coppe, che vorrebbe provare il destro. Favaro sbaglia, poi il controllo di palla. Ha sbagliato perché c'era tutto libero dei piccoli che aveva seguito l'azione, era tutto solo, poteva rimanere tutto solo davanti a voi. Adesso rientra Epp, Bertoni, Panzera, Epp. Vediamo cosa si inventano i giocatori del Montello, che devono recuperare il duplice svantaggio. Difesa solida di Favaro che è ovunque e riesce anche a respingere questa minaccia. Epp vorrei provare a superare Cappelletti. Prova intanto a destro Bertoni con il pallone che finisce il calcio d'angolo. Da quando è uscito Imamovic il Conegliano non riesce più a uscire dalla propria area, è un assedio per ora per il Montello. Attenzione al mancino del numero 20 Bonazzo, che si è inserito in area di rigore, perso qua dalla difesa del Conegliano. Arrabbiatissimo qua mister Brusaferri, dei piccoli. Favaro, lancio lungo, più una spazzata perché il Montello ha sempre il pressing. E nel momento della difficoltà c'è sempre Ziberi pronto a entrare, la luce di questo Conegliano. Ziberi di Imamovic pronto ad entrare. Adesso ancora Bonazzo. Il più pericoloso dei suoi in questi primi 14 minuti. Bertoni. Epp. Bertoni. Imbucata per Panzera. Adesso Boin. Vediamo se va a lancio lungo, se è così. Ma Favaro anticipa Bonazzo. Adesso dei piccoli, un po' di spazio. Gheno gestisce il pallone, Gheno. Voleva provare l'imbucato per Favaro, che ha dato un tempo di gioco con dei piccoli che hanno lasciato a scorrere. Ma Favaro non aveva letto la giocata. Adesso è di nuovo possesso palla per il Montello. Epp, intanto rientra Leandrigno. Pericolo numero 1. Rimessa laterale per il Montello, zona offensiva, ma è la battuta numero 10 Leandrigno. Vediamo se è riuscito a smaltire il dolore che aveva dietro il ginocchio Leandrigno o se ci sarà un riacutizzarsi del dolore. Bonazzo vuole superare Favaro, ma è un muro numero 8 difensivamente, difficile superarlo. Adesso ancora Bonazzo, calcio d'angolo. Leandrigno, Bonazzo, rimessa laterale. Gheno con la testa ha deviato questo pallone che era indirizzato molto bene. Epp fuori, interviene Imamovic. Nell'occasione precedente Leandrigno ha stoppato un pallone che non era nemmeno per lui, una velocità incredibile. Si era già proiettato verso la porta.
Epp, eccolo qua, Landrigno, Favaro su di lui, Landrigno va sul mancino, interviene Favaro, conquista la rimessa laterale, ancora non in splendida forma in questa partita Landrigno, uscito prima per un piccolo problema a flessore destro, cappelletto, tiene fallo di mano e lo tiene, primo fallo fiscato contro il Montello, situazione falli. 2 per il Conegliano, 1 per il Montello quando mancano 6 minuti e 23 secondi alla fine del primo tempo. Tanto gioco e pochi falli, ne beneficia la bellezza di questa partita dove il Conegliano sta conducendo per 2-0 e è rientrato Ziberi nel frattempo. Bellissima partita fino a questo momento, fatta allo stadio, ma il livello tecnico si è alzato rispetto alle ultime partite. Imamovic libera il destro, trova la punta, ma non indizionisce bene. Ha tentato la fortuna da molto lontano, ma per impedire poi ci vuole questo ed altro. La qualità di Imamovic, spalle alla porta, è di un giocatore esperto di questo sport. Landrigno, bellissima la palla qua per Bonazzo. Epp, Landrigno non allunga la gamba, segnale di un fisico che in questa partita sta cedendo. Sappiamo quanto può essere pericoloso il numero 10. Gli basta un pallone per segnare un gol. Favaro ancora, prova ancora la giocata a superare il segnato marcatore con non sto per entrato, ma il pallone si mette fuori. Adesso rientra capitano Coppe per il Montello. Dopo i 2 gol subiti il Montello ha alzato i giri del motore, soprattutto la pressione, con i ragazzi di mister Brusaferri che si sono chiusi dietro e cercano la ripartenza per colpire di nuovo il Montello. Coppe, rimessa laterale per il Montello. Epp, Landrigno con questo passaggio d'esterno. Coppe sbaglia qua l'imboccata, cerca la panziera, ma Landrigno ha questa capacità di giocare d'esterno con il destro che rende imprevedibile le sue giocate, può andare destro e mancino indifferentemente. Imamovic, Gheno, vediamo se riesce a passare su Landrigno, Favaro, adesso giro palla per il Conegliano con Ziberi, Gheno, Ziberi prova l'imboccata, adesso Gheno, ha un po' di spazio, Gheno, Ziberi! È arrabbiatissimo, infuriato qua Ziberi perché erano 3 contro 1 e sembra aver detto al compagno perché non hai tirato e me l'hai lasciata, aveva ragione Gheno, aveva tutta la porta libera. Imamovic prova a destro, era intervenuto Favaro, per fortuna adesso Ziberi intelligente la tocca di testa per Sponga che però non si fida di prenderla con le mani. Adesso è comunque rimessa laterale per il Conegliano quando mancano 4 minuti e 51 secondi. Ziberi, Imamovic spinto da dietro da Epp, furbo qua il numero 2. Epp, ancora Epp, punta alla porta, interviene Ziberi. Azione tutta 1-2 per il Montello che a te. Landrigno, Epp, Landrigno, Coppe vuole il destro, interviene Gheno, adesso Imamovic a spazio, 3 contro 2, Imamovic va sul mancino, Imamovic, Gheno su di lui, Epp. Aveva Favaro da una parte e Ziberi dall'altra, ma non ha voluto seguire nessuno dei due perché ha voluto cercare la gioia del gol. Buona comunque la conduzione in questa situazione di Imamovic, che adesso prova il pallone diretto al centro, ma Favaro non legge la giocata e sarà rimessa dal fondo. Moin, adesso lungo per Landrigno, interviene Ziberi con Sponga che chiama la marcatura. Nella sfida tra Landrigno e Ziberi sta vincendo Ziberi, anche difensivamente. Nicolati, pericolosissimo Nicolati in fase offensiva, ambidestro totale, numero 7. Nicolati, Epp, interviene Carbucci, appena entrato, adesso Landrigno, così un fazzoletto, la tocca ancora per Nicolati che prova la punta ma Sponga era un intresso Landrigno proprio
a voler chiudere ogni fonte e ogni spazio al numero 10. La sola presenza di Landrigno crea spazio al giocatore del Montello, perché se non lo raddoppi Landrigno può fare gol in qualsiasi circostanza, perciò un giocatore rimane sempre libero. Epp, Nicolati, interviene Carbuccia, solo per un attimo perché poi Coppe perde il pallone, messa laterale. Carbuccia prova a superare la marcatura di Coppe con un gioco di gambe, ancora rimessa laterale che batterà il capitano del Montello. Nicolati punta Favaro, Nicolati prova al centro, il numero 19 Coppe, la sponga, fa una parata, un riflesso felino, quello del numero 22 sul tiro di Coppe. È la prima delle sue parate di questa sera che si sta accendendo al numero 22. Epp non riesce a ribadire in porta, ancora Coppe, adesso time out chiamato da mister Brusaferri. Forse li aveva visti un po' in difficoltà perché in questi ultimi minuti il Montello ha alzato i giri del motore proprio mettendo pressione ai ragazzi di mister Brusaferri che senza Imamovic e Ziberi là davanti non riescono a creare qualcosa, non riescono a respirare e quindi mister Brusaferri li ha chiamati in panchina e adesso li sta catechizzando più secondo me sulla fase difensiva che sulla fase offensiva, perché Leandrigno è sempre Leandrigno, anche se oggi l'abbiamo visto con qualche problema. Diciamo che in fase offensiva il Conegliano si riesce anche a gestire da solo, ha un numero 10 che fa quello che vuole e fa fare quello che vuole agli altri giocatori. Se c'è una cosa che dobbiamo sistemare in questa fase di partita è la difesa. Lo Sponga che ha appena salvato un paio di gol, ma il capitano del Conegliano è la certezza dal mio punto di vista. Sai che se giochi con Sponga almeno 2 gol in meno li subisci. È la prima volta che queste due squadre si incontrano, non c'è nessun precedente tra le due formazioni, tranne un'amichevole estiva dell'anno scorso a inizio campionato, ma che non è andata a referto. Adesso Sponga, mancano 3 minuti. Imamovic controlla il pallone. Vediamo cosa si inventa Imamovic. Prova a passare in mezzo a due. Ancora, adesso la tocca per Capelletto. Luca Mancino. Imamovic ha provato a fare tutto da solo, non aveva visto Ziberi dalle retrovie che stava arrivando, era pronto, era libero, era da solo, ma non l'ha visto il numero 17. Landrigno. Bertoni. Adesso Epp. Nicolati. Landrigno. Sbaglia tutto. Epp. Aveva tanto spazio qua Landrigno se fosse stato servito bene, ma in realtà sarà rimessa laterale alla battuta Carbuccia. Ziberi fa un po' di spazio per Capelletto prova Mancino, buona l'uscita del Conegliano con Ziberi a fare da regia. Azione costruita perfettamente da parte del Conegliano. Ziberi col destro ha provato a inserire il Boyin mentre quando non se l'aspettava, ma la palla è uscita non molto sopra la traversa. Guardate come pensa, sappiamo che Ziberi può letteralmente segnare qualsiasi situazione. Bertoni. Nicolati. Prova a puntare Carbuccia ma è fresco. Numero 11. Landrigno. Dove andrà? La tocca per Epp. Ancora Landrigno a funamboleggiare, la lascia scorrere Epp ma non c'è nessuno alle sue spalle, ancora zoppicante Landrigno, sta facendo fatica in questa partita il numero 10, ma ci vuole essere e vuole provare a dare la sua alla squadra. Bertoni. Landrigno isolato su di lui Capelletto. Landrigno prova Mancino, interviene Carbuccia, Imamovic è chiuso, infatti costretto alla rimessa laterale. Imamovic pronto ad entrare Gheno. Sarà questo minuto e mezzo che manca alla fine del primo tempo. un minuto e mezzo di sofferenza per il Conegliano.
Cambio rimessa laterale con Landrigno che ci ha messo veramente tanto a battere questa rimessa laterale. Imamovic, contro uno, Imamovic, la tocca per Ziberi, Ziberi prova la punta, la Boina, calcio d'angolo, rimessa laterale, intervenuto ancora Boina, fair play tra lui e Imamovic che si sono scontrati. Stavolta era la prima volta che Ziberi andava a battere calcio d'angolo. Di solito è lui il finalizzatore per le situazioni. Imamovic spalla alla porta, Ziberi, un po' di spazio per puntare, una bella ruleta, Landrigno, la sposta e Landrigno, la tocca per Bertoni! 2-1 del Montello, giocatona di Landrigno e Bertoni finalizza davanti alla porta, 2-1 per il Montello. Non puoi commettere un errore con questi giocatori che ti puniscono subito. Ziberi ha provato la finezza, Leandrigno molto più concreto, le ha rubato palle e poi ha servito Bertoni per il più facile dei gol. Arrabbiatissimo Brusaferri con il numero 10 Ziberi che perde di nuovo il pallone, adesso Gheno la spedisce di messa laterale. Abbiamo visto come Landrigno anche da mezzo infortunato sia un giocatore decisivo, possiamo dire che il gol di Bertoni sia al 99% suo, Perché ci ha creduto proprio sulla giocata sbagliata di Ziberi ed è riuscito a rubargliela, uno scippo. da evidenziare il tocco con la quale ha evitato l'intervento del giocatore del Conegliano, fine, elegante. Il Montello con Gheno che si infuria in questa situazione e rischia il giallo. Si alzano gli animi anche dagli spalti. Nicolati, Bertoni, Landrigno, come la tiene Landrigno, tunnel, interviene Ziberi. Landrigno qua se n'era andato in tunnel, ma fa sembrare tutto facile questo giocatore, ma stoppare un pallone così con un controllo, fare tunnel è da giocatore fenomenale. Mancano 17 secondi alla fine del primo tempo. Nicolati, ancora sale pressing di Cappelletto che vuole evitare la giocata offensiva di Nicolati. Nicolati se ne va in dribbling, Bertoni la lascia scorrere. Adesso mancano 6 secondi alla fine del primo tempo. Un po' di malumori in campo, soprattutto tra i giocatori del Conegliano, che dopo il gol subito sembrano un po' in panico. Finisce il primo tempo qui al Palastadio. Situazione di 2-1 per il Conegliano, doppietta di Ziberi e gol di Bertoni.
confronto qui al Palastadio di Conegliano per il secondo tempo del match fino a questo momento bellissimo tra Conegliano e Montello, e riparte subito la partita. Primo tempo spettacolare, azioni da una parte e dall'altra. Adesso Nicolati prova a destro, ottiene subito Cappelletto. Bertoni, Capperep, tiro da fuori micidiale, quello del numero 2. Se fosse arrivato nello specchio della porta ci sarebbe stato ben poco da fare per Sponga. Subito partito forte il Montello sulla stessa linea d'onda che ha finito il primo tempo. Imamovic, adesso gestisce il pallone. Cappelletto, Ziberi, Imamovic, libera il mancino per Ziberi, interviene Bertoni. Si stavano per trovare ancora le due stelle del Conegliano, questa volta invertito, questa volta Imamovic per Ziberi, ma Bertoni è intervenuto benissimo. Gheno, voleva cercare Cappelletto. Ziberi che con i 2 gol di oggi sale a quota 10 gol, superando Leandrigno. Adesso Imamovic tiene in campo un pallone fatidico. Adesso Nicolati interviene. Possiamo dire che nelle rotazioni manca Capitan Finato in questa giornata, che ricordiamo ha avuto per un problema, riacutizzarsi un problema di un ginocchio, ha avuto l'anno scorso. Mister Brusaferri che in questa partita, per alternare il sta schierando Martin per giocare 2-2 senza un vero pivot. Ziberi, Cappelletto, sbaglia il controllo orientato, Panzera, adesso è rimessa laterale per il Conegliano. Gheno, ne va bene un Pazzoletto, che attacco di Imamovic, ma interviene anche lui di tacco, Nicolati. Adesso Boin, Imamovic che prova sempre queste azioni a liberare i propri compagni. Cappelletto commette fallo qua, deve stare attento che è già munito. Bravissimo qua Panzera a proteggere il pallone. Adesso Bertoni chiama la distanza, che sa che non va a tirare, numero 15. Bertoni ad Garroccia, grande passato tra Acque Sapone, Luparense, Camo Dosson. Un'incorsa lunghissima per lui. Bertoni trova un tiro di precisione, inclusione strana, che finisce dritta da solo ad Imamovic. Nicolati, Bertoni, Nicolati, interviene ancora Imamovic a salvaguardare la difesa. Nicolati, Gheno, Nicolati vince il rimpallo, Nicolati prova il destro, interviene Imamovic, escluso da 3 persone. Ziberi, interviene Boin. Da notare come Leandrigno non sia entrato in campo neanche in panchina. Ziberi prova il destro, Conegliano che prova sempre questa conclusione da calcio d'angolo, palla alta per Ziberi oppure pallone dritto al centro per cercare una deviazione. Ziberi, Gheno, Imamovic, Pazzoletto, la rimessa laterale per il Montello. Bertoni nella battuta. Ha provato con le sue lunghe leve a superare gli avversari, ma l'esperienza è arrivata, ha fatto carambolare la palla su di lui. Salgone decibel qui al Palastadio, del Conegliano. Ragazzi in partita, cercano di enfatizzarli. Gheno adesso,
Ziberi. Coppe, tiene il pallone in campo, prova a puntare, Coppe. Vuole liberare il destro. Lascia Imamovic, c'è spazio. Non si scappare, direzione di gara. Adesso Bertoni. Prova a destro. Sponga! 44, come si è allungato? La terza di questa partita, ancora Sponga, questa volta su Bertoni che aveva trovato l'angolo perfettamente, il numero 22 si è allungato e con la punta delle dita è riuscito a deviare una palla che sembrava indirizzata proprio tra il palo e la rete. Ma cosa ha preso Sponga qua? Adesso Epp. Coppe. Panziera. Sale il pressing del Conegliano che non vuole far giocare il Montello. Geno controlla il pallone, la puntava Sponga. Calcio lungo per Ziberi, anticipato da Coppe. Adesso possesso palla semplice per il Montello. Con Bertoni, c'è spazio per Coppe che prova adesso. Risulta come un gol. Bertoni. Interviene Cappelletti, adesso 3 contro 2, guidato da Ziberi. Geno si incastra tra il marcatore di Coppe. Geno che aveva libero sia Ziberi che Cappelletto, ma ha voluto far tutto da solo. Sponga che è veramente cruciale per questa squadra. Le poche occasioni che il Conegliano concede, Sponga la Imamovic si gira, Cappelletto. Ci sarà calcio d'angolo. Qua Cappelletto secondo me era indeciso se ridarla a Imamovic o a tirare in porta, ne è uscita una cosa mezza e mezza e la palla è uscita. Imamovic lanza per Ziberi, ancora Ziberi a spazio, Imamovic, palo gol di Imamovic che esulta e c'è il 3-1 del Conegliano. Fortunato qua Boin con il pallone che è rimasto prima sul palo, questa è la tastiera, 3-1, gol di Imamovic. King Imamovic segna ancora, questa volta con un po' di fortuna, sempre su assist di Ziberi che dopo i 2 gol confeziona anche l'assist per il numero 17 che prende il palo, prende il portiere e la palla si insacca. Il Conegliano aveva rischiato tanto, ma nel momento migliore del Montello è passato Conegliano. Conegliano che dà sempre l'impressione di poter essere decisivo in qualsiasi momento della gara, poter essere pericoloso. Imamovic, che piccoli, cerca di tenere il pallone. E invece simulazione. Graziato qua a Cappelletto, fallo che secondo me c'era, magari non da giallo, simulazione no. Esatto Andrea, questo fallo c'era tutto perché Cappelletto è arrivato in ritardo, l'ha steso, forse non era da giallo perché c'era Ziberi dietro, ma comunque era fallo. Così indemoniati con la Montello per questa situazione, comprensibile la rabbia, ma c'è ancora una gara da giocare, lasciamo che siano i piedi dei giocatori a decidere il risultato, non l'arbitro. I piccoli arbitro preso di mira in questo momento. Nicolati, Bonazzo, libera al destro, Sponga, Ziberi, Imamovic. Giallo per Imamovic, punizione
zona offensiva. Imamo- Peccato qua per l'assenza di Landregno. Imamovic che ha preferito stendere l'avversario piuttosto che farlo andare a tu per tu con Sponga, e ha fatto la scelta giusta, quella che non aveva fatto prima Ziberi, però le occasioni del Montello si creano soprattutto su errori in uscita o comunque errori del Conegliano. Ale, mi sta molto sorprendendo il numero 20, Bonazzo, sembra sempre più pericoloso, più in palla del Montello. Quello Veloce, che sempre ad andare sul destro, sul mancino. Adesso Bonazzo proprio parte, direzione. Che non si capisce se restituisce il pallone involontariamente oppure no. Fatto sta che è possesso palla per il Montello. Bonazzo. Mancano 14 minuti e 5 secondi alla fine del secondo tempo. Nicolati. F. Favaro interviene. E intanto sono passati 7 minuti e Leandrino non ha ancora fatto il suo ingresso in campo in questo tempo. Almeno era entrato in panchina Leandrigno. Dato Sponga, restituisce ancora il pallone. Attenzione al attacco di Coppe sul lancio lungo di Boin. Piccoli, prova a giocare fuori, sul presto non di Coppe. Adesso il Montello sta salendo in cattedra, impedendo il gioco, oscurando soprattutto il nostro numero 10 Ziberi. Boin, Epp. Favaro in marcatura su Coppe. Epp. Nicolati. Scelta Bonazzo. Finisce fuori. Sempre Bonazzo questa volta alle spalle di Ziberi che non si era accorto del taglio e l'aveva completamente perso. Bonazzo da notare che giochi con una gomittiera di solito per un attaccante. Favaro. Martin. Ziberi prova a giocare le gambe. Pallone che rimane in campo. Qua Epp aveva continuato a giocare, nonostante il pallone fosse uscito, pensava che la rimessa laterale fosse per lui. Adesso giochiamo con un falso pivot con Martin. Cerca di proteggere il pallone. Qui c'è tutta l'esperienza di Epp che in tutte le maniere riesce a fermare Martin senza far sì che l'arbitro fischi il fallo. Nicolati. Epp. Bonazzo. Epp. Coppe. Punta Favaro. 1 contro 1. Coppe. Va sul mancino. Ziberi. Adesso i piccoli si lancia. I piccoli vuole andare sul destro. Non gli riesce. Adesso è rimesso dal fondo per Boin. I piccoli chiedeva la direzione. Non vista la direzione di gara. Ziberi. È a tacere l'azione del Montello. Ziberi che chiedeva a Sponga di chiamargli il fatto che fosse solo e invece il numero 10 ha respinto di testa e regalato una rimessa a Montello. Manziera. Bonazzo. Laterale per Montello, sempre il più pericoloso Bonazzo, classe 2002. Veramente velocissimo, una freccia sul lato destro. Possiamo dire che Bonazzo sta prendendo il posto di Leandrigno che anche dalla panchina incita i suoi. Jordi Nicolati. Coppe. Dai veloce! Per il Conegliano, quando mancano 12 minuti e 3 secondi alla fine di questa gara. Situazione di 3-1 per la squadra di casa. E rientra in campo Gheno per De Piccoli. Sponga con il lancio lungo per Ziberi che trova la sponda per Favaro. Adesso parte contropiede. Bonazzo. Non sanno come fermarlo Bonazzo i ragazzi di Mr. Brusaferri perché è molto veloce sia sul destro che sul sinistro, può andare sia da una parte che dall'altra. Veramente infermabile Bonazzo. Nicolati.
vuole andare sul mancino, si crea lo spazio, dal fondo, di Sponga sbagliato qua, impossibile per Ziberi tenere il pallone in campo, infatti si infuria qua Ziberi perché ha spazio per un buon lancio lungo. Bonazzo. Bonazzo. E Geno sta soffrendo molto la velocità di Bonazzo, non sa mai come prenderlo, l'abbiamo visto anche questa volta, non è la prima volta che commette fallo. No, perché è un giocatore veramente velocissimo, ma sul mancino e sul destro, indifferentemente. Adesso dialoga con i pelati, vediamo cosa si inventano. Tanto stretching per il mano, sta riprendendo un po' di fiato. Bonazzo, tocca fuori per Coppe, vuole andare sul destro, metteva sul mancino e lo prova, interviene il muro giallo Favero. Coppe, Nicolati, Bonazzo, ancora a puntare, Bonazzo, va sul destro, la svegliata che lucida il palo di Sponga. Fortunato qua il Conegliano. Quando ti aspetti che rientri sul sinistro, si sposta sul destro e calcia con una felicità disarmante. Interviene qua Coppe, prendo il pallone a Ziberi. Sta mancando lui in questo secondo tempo, infatti Conegliano non riesce a girare palla. Geno, Ziberi, aveva l'1-2 con Geno. Adesso ancora Bonazzo. Nicolati, passo mancino, prova la palla in mezzo. Deviazione e rimessa laterale per il Montello, si incarica della battuta Bonazzo. Momento di massima pressione per il Montello in questa metà del secondo tempo. Rischia l'autogol, fortunato ancora il Conegliano in questa fase con Montello che è salito in cattedra. Nicolati, Coppe, Nicolati, alle mani, dai però! interviene Ziberi, assume Panziera, prova a reinventare ma Ziberi suona il contropiede con Geno che vuole puntare. Ziberi, Sponga. Tanti errori per Geno oggi che non riesce a trovare e imbeccare i compagni. Tanto chiama il cambio Ziberi che si è fatto male, non riesce a correre. Bonazzo, Nicolati, laterale per il Montello con Ziberi che si è fatto male. Entra sul posto Cappelletto. Coppe per il destro, prova sempre il tiro da fuori Capitan Coppe, ancora non è riuscito ad impensierire Sponga. Geno, Cappelletto, Martin, tacco, interviene Panziera, adesso Bertoni è entrato in campo, forse pronto per entrare in campo anche Landrigno per questo finale di gara, si è tenuto per i minuti che contano. Geno, Sponga, Cappelletto. Non molte soluzioni anche in questo frangente per Sponga che non sapeva chi darla, ha dovuto aprire per Cappelletto, subito bloccato da Bonazzo. Sponga, va a cercare Imamovic, ma c'è la rimessa laterale per il Conegliano, con i difensori del Montello che non si sono capiti in questa situazione. Adesso Geno, tanto è uscito Ziberi, Cappelletto, Imamovic cerca Favero, non è educatissimo qua il destro di Imamovic, anche solo riuscire a trovare Favero sarebbe stata una magia del numero 17. Sembrava pronto a entrare Leandrigno, ma invece si è riaccomodato in panchina e invece è entrato Epp, Panziera, Epp, Bertoni, sempre Geno, sempre Bertoni,
Sempre Bertoni che finisce a terra, numero 20 del Montello con Geno che offre questa pressione asfissiante. Qua Bertoni si è fatto andare si fa prendere fiato al Conegliano in difficoltà sul pressing di Montello. Ancora rimessa laterale del Conegliano. Sempre questo duello in fase di ricostruzione tra Gheno e Bonazzo. Favaro, Gheno cerca Cappelletto che sguscia ma non riesce a tenere il pallone in campo. Adesso Eppo. Bonazzo si gira, il pallone finisce fuori. Era riuscito a passare anche questa volta Andrea, dove Secondo me era spazio. Era pure dentro il pallone secondo me. Favaro. Conegliano non riesce a mettere qualità in questa uscita dal pressing, veramente tanto in difficoltà. Favaro, Imamovic. Questa palla sempre per il Montello. Adesso è asfissiante il pressing. Bertoni. Montello che sta cercando il gol che riaprirebbe la partita negli ultimi minuti di questo match. Gheno, Suola, la scarica su Favaro. Imamovic ha un po' di spazio, Imamovic! Viene Boring, era pronto sul secondo palo Gheno ad intervenire, ma il classe 1983 in porta impedisce il gol. Cappelletto, Favaro, prova il gioco su Nicolazzi. Fagli il buono e il cattivo tempo. Ci prova a Il pensare. destro da lontano, Panzera. Costruisce il fatto in casa del Montello. Che ha dato il cambio a un ottimo Bonazzo che si è riposato. Gheno aveva trovato una traiettoria per Favaro. Nicolati cerca il Pertugio. Cappelletto. Gheno. In mezzo a due, Cappelletto. Imamovic lancio lungo per Favaro. Palla splendida, ma interviene Boin. Adesso è rimessa laterale per il Conegliano. È sempre quella l'asse Imamovic, palla lunga per inserimento di Favaro e anche questa volta per poco non ci è arrivato. Intanto torna in campo Ziberi. Favaro chiama il cambio. Imamovic. Ziberi. Va sul destro Ziberi. Cosa stava per fare il numero 10. Pallone che esce di molto fuori, però ha provato quella punta. Bertoni. Mancano 6 minuti e 47 secondi alla fine di questa partita. Nicolati non supera Gheno. Nicolati. Bertoni. Panzera deve gestire il possesso palla. Adesso il Conegliano decide di aspettare. Concede il pallino del gioco. Epp. Bertoni trova il destro. Mamma! Cosa ha preso? Sta salvando i suoi con delle parate miracolose Sponga. Anche questa volta un tiro deviato da pochi centimetri è riuscito a pestarlo sopra la traversa. E come ha fatto a prendere? Non me ne capacito. Adesso sale quasi a quinto uomo. Boin trova il destro. Pallone deviato da Sponga. Adesso è calcio d'angolo con Boin che sta molto alto. Adesso deviazione di De Piccoli che stava per ingannare Sponga. Diciamo che è veramente difficile che questo possa succedere in questa partita. Bertoni. Adesso è un assedio da parte del Montello. Prova con prosecutive. Bertoni. Sempre quella è la soluzione. Adesso prova a cambiare. Bertoni.
calcio d'angolo, l'alza per il mancino di Epp che sbaglia il controllo. E qua il Conegliano deve essere bravo ad alzarsi e a rifiatare un po', se no questi 6 minuti sono lunghissimi. Bertoni, Epp, chiama il time out Brusaferri. Bertoni, ancora il numero 15 a gestire il possesso palla. Epp cerca Panzera, Imamovic deve gestire un pallone complicato, se lo porta fuori da solo. Nicolati è assedio totale del Montello. Epp tenta su destro, chiede il movimento a Bertoni. Epp, Nicolati cerca il destro, pallone deviato, pallone che finisce di poco fuori, sarà ancora calcio d'angolo, mancano 5 minuti spaccati alla fine di questa partita. Conegliano che cerca di deviare ogni soluzione, ogni tiro del Montello proprio per... è come se ci fosse un muro davanti a sponda. Chiamato da mister Brusaferri quando mancano 4 minuti e 58 secondi, situazione di 3-1 per il Conegliano. Devono stare attenti i ragazzi di mister Brusaferri perché anche prima è stato chiamato il time out dal coach e dopo è arrivato il gol del 2-1. Speriamo che anche adesso non succeda e penso che mister Brusaferri stia catechizzando i suoi sulla fase di sorpresa, non riescono più a respirare, a cercare una giocata in attacco perché sono tutti chiusi dietro e forse un po' troppo perché se con questa squadra rischi troppo prima o poi hanno i giocatori in Montello che possono farti male in ogni occasione. Vediamo se adesso mister Dionisi gioca la carta del quinto uomo per provare a recuperare il risultato. Non sembra, però c'è un'altra carta, un Ciolli che sta per entrare in campo, vediamo se ce la fa Leandrigno per questi 5 minuti finali. Non è ancora riuscito ad entrare in questo secondo tempo, la Baubis è in difficoltà fisica già nel primo, forse se l'è tenuto proprio per gli ultimi minuti per giocarsi il tutto per tutto. Mossa Machiavelli per questa di Tunisi. Sponga Imamovic controlla il pallone, Gheno. Adesso il Conegliano deve raffreddare la partita, congelare il possesso palla per quel poco che si può. Tanto prova una timida corsetta in panchina Leandrigno. Imamovic, tunnel, prova al destro, interviene Coppe. Ecco, è questo quello che serve al Conegliano, una giocata, una rimessa, prendere tempo e respirare. Diciamo che se il Conegliano riuscisse a trovare il 4-1 non sarebbe chiusa, ma darebbe un grande sospiro di sollievo. Contropiede di Coppe, chiamata da De Piccoli, che secondo la munizione, intelligente qua, classe 2005, è come un veterano. Stende Coppe che stava dirigendo verso la porta di Sponga. Ha scelto il male minore dei piccoli piuttosto che far avanzare Coppe, ha deciso di fermarlo fallosamente e anche con il giallo. Maturità che non ti aspetteresti da classe 2005 per lui. Adesso Coppe pronto forse per l'ennesima volta entrare in campo Leandrigno. Panzera, adesso Gheno, Ziberi, i piccoli, Imamovic, ancora le piccole, le tiene in campo, le piccoli, non riesce con il mancino, ma nessun giocatore aveva seguito perché adesso il Conegliano pensa a rifugiarsi in difesa e a proteggere la porta difesa da Sponga. Entra in campo Leandrigno. E questo ragazzi può stravolgere tutto. Coppe, Panzera, Bertoni e Piccoli a fuori spazio, vediamo se riesce a inventarsi qualcosa. In realtà interviene subito Coppe e adesso Leandrigno.
si lancia. Panzera. La tocca proprio per Landrigno che prova l'attacco. C'è spazio per Imamovic. Contropiede. Imamovic cerca il suo su Bertoni che non si fa ingannare. Coppe. Adesso rimessa la trave. Mancano 3 minuti e 40 secondi. Alla fine del secondo tempo. 3-1 per il Conegliano, è pronta la mossa del quinto uomo per mister Donisi. Boin, Bertoni, Epp, della maglia da quinto uomo. Adesso il Montello si gioca tutto per tutto. Vediamo se riusciremo a testare i piedi di Sponga e non solo i guantoni. Bertoni. Adesso per il Montello è un assedio totale alla ricerca del gol che renderebbe di fuoco questo finale. Landrigno, Epp, Coppe, chiama lo schema, Bertoni, Epp, Landrigno, lo scambiano i due, è Coppe che gestisce il possesso, Bertoni, Landrigno. Tutti aspettano la sua giocata, Andrea. Landrigno che da solo può spostare 2 uomini del Conegliano. Ed eccolo qua Landrigno. Attenzione Sponga, può provare destro. Un missile, un sicuro. Partito dai piedi di Sponga. Per le scuse di fondo, sto ridendo. Basta, ha detto, basta, i tifosi non lo rifaccio più. Sponga, te lo perdoniamo, l'importante sono le mani, non i piedi. Landrigno, Riberi, si era trovato quasi da solo Landrigno. Adesso Epp, mancano 2 minuti e 24 secondi. Coppe, Bertoni, taggono i decibel, Bertoni, Landrigno. Adesso è calcio d'angolo, è proprio lì per il Brasiliano. Bertoni, Panziera, Bertoni, Landrigno è troppo solo, eccolo proprio qua Landrigno che sbaglia il controllo, non voluto questa giocata. Questo forse è la descrizione perfetta della serata di Landrigno, poco incisivo, poco in campo, ma non ha dato quello che si sperava. Pieno, interviene Panziera, quinto fallo per il Conegliano. Adesso Landrigno può risultare fondamentale anche solo per battere un ipotetico punizione del stesso fallo. Bertoni, Coppe, viene vicino, pallone deviato da Imamovic, ancora Bertoni, Panziera, prova il destro, Imamovic, pallone che fuori, adesso va la battuta della rimessa dal fondo, il Conegliano che rinuncia a salire. Coppe, adesso il Conegliano rinuncia totalmente a giocare, vuole solo difendersi in questo minuto e 9 secondi che mancano. Bertoni, manca un minuto spaccato alla fine di questo secondo tempo. Nicolati, Imamovic a spazio, Imamovic! Questa era facilissimo, più facile di tanti altri gol che ha fatto Imamovic, porta vuota, solo Coppe davanti non è riuscita a colpire. Adesso la stanchezza si fa sentire tutta. Bertoni, Coppe, prova destra, Sponga, non vuole tirare, anzi la lunga per Gheno, fa Bertoni la spizza di testa per Eppo. Nicolati, Coppe, Epp,
Nicolati prova Mancino, Sponga ancora, Imamovic, il porta Cef, Imamovic sbaglia il controllo, mancano 20 secondi alla fine di questa gara. Ranzira, Bertoni, Coppe, libera il destro, Nicolati e ancora Sponga, Sponga è decisivo! Ancora una volta lui, sempre lui, no? Non trovo più gli aggettivi per descriverlo. Intanto Gheno rilancia Semamovic. Imamovic controlla il pallone, mancano 7 secondi alla fine di questa gara, l'ha segnati ormai i giocatori del Montello. Prima sconfitta per Giovanni Dionisi. Ha segnato 2, fischia il fallo quando mancano 2 secondi. Vediamo se il Montello riuscirà a trovare almeno il gol per la differenza reti. Entra Bonazzo, pronto apposta per battere la punizione, anzi di rettifico, il tiro libero, Bonazzo contro Sponga, sesto fallo del Montello, sesto fallo del Conigliano. Si ricrea il duello di questa partita, Bonazzo contro Sponga. Vediamo chi vincerà questa volta, per ora sempre Sponga. Lo vedo gasato, il numero 22. È una statua. Parte Bonazzo. Ipnotizzato. Sponga che entra in testa e non si esce più. E finisce qui la partita tra Conegliano e Montello. 3-1 per il Conegliano. È stata una partita con due protagonisti, soprattutto Ziberi davanti e Sponga dietro, e se uno ti fa 2 gol e ti serve un assist, l'altro ti salva almeno 3 o 4 nitide occasioni che ha avuto il Montello. È un dato da sottolineare che il Montello per la prima volta trova meno di 4 gol. Potremmo chiedere al nostro match analyst di expected goals del Montello e poter dire che almeno 2-3 gol li ha evitati Sponga, soprattutto quello su quella deviazione ravvicinata dove ha avuto un riflesso che direi felino è riduttivo. Sponga è un portiere eccezionale e il Conegliano è una bellissima squadra che sta in vetta.